In 33 anni che sono qui non ho mai visto una cosa così, proprio veramente è una cosa brutta, una cosa pericolosa. Dopo la breve tregua del 1° maggio, oggi torna la paura. Ormai si calcolano almeno 10-12 milioni di metri cubi d'acqua in un territorio, quello del bacino del Frattagorzone, in cui l'idrovora di Cagiovannelli arriva a smaltirne giornalmente non più di 1,2 milioni. La Regione sta predisponendo il decreto per lo stato di crisi con l'immediata messa a disposizione di 500.000 euro. Le precipitazioni sono quasi incessanti e l'allarme è lungo tutta l'asta del Fratta. La Protezione Civile del Veneto ha aggiornato l'avviso di criticità dalla mezzanotte di sabato fino almeno alle 14 di domenica. Siamo nella situazione di martedì scorso, dicono a Carceri e Santa Margherita d'Adige, mentre tra Stanghella e Solesino ci sono ancora strade chiuse, case isolate, famiglie raggiunte solo da mezzi speciali della Protezione Civile, che in questi giorni ha impiegato almeno 500 volontari. Stiamo cercando di scaricare tutta l'acqua del piano campagna per abbassare il livello in maniera tale da concedere a queste case che sono abitate, quelle che vedete laggiù in fondo, di poter di nuovo accedere alla strada. Il Gorzone non tiene, qui ci sono i fossi, i laghetti qua piccoli, cioè, è una cosa che veramente fa paura. L'acqua è tanta, anche se la Protezione Civile la porta in un altro canale, però ora che arriva tutta quella dei campi, l'acqua è sempre lì, per quanto che tirino loro. Da lunedì che siamo messi così, purtroppo dobbiamo aspettare. È 4 notti che io non dormo, questa notte è a turno, lui ha dormito fino alle 4 e io ho dormito giù, ma ogni mezz'ora portavo fuori l'acqua e asciugavo perché se non faccio così. Sotto massimo controllo l'autostrada A13 per un tratto di 2 chilometri è lambita da campi sommersi, la Polstrada tiene monitorata la carreggiata pronta ad intervenire in caso di esondazione. A Piave di Sacco una pioggia di fulmine ha lasciato per ore in blackout molte famiglie come a Casale di Scodosia, grandinate nel Padovano, nel Veneziano e nel Trevigiano. Coldiretti avverte sui danni all'agricoltura, dalla provincia di Rovigo arrivano le prime segnalazioni di coltivazioni affogate, pericolo anche per gli allevamenti di pollame, ma l'allarme si sposta ora anche lungo il litorale adriatico per l'arrivo delle piene, mentre più a largo tra Jesolo, Eraclea, Chioggia si sono registrate diverse trombe marine.